Dopo in ultima, per finire ci sarà Gabriele Sanino. Allora, Alberto Medici, ingegnere, ha fatto un libro 10 anni fa, Ingannati. Ingannati credo che abbia vendute tante di quelle copie che io non mi ricordo, sinceramente. Perché dovete sapere che Alberto Medici l'ho creato io, come Pippo Baudo. Allora, in parte è vero, mi ricordo che Giorgio mi ha invitato per la prima volta in radio 10 anni fa, che per me è stata un'esperienza nuova. Devi dire qualcos'altro? No, volevo anche, perché c'è stato un convegno, sì. Io mi ricordo, non so se ti ricordi anche te Alberto, dove c'era anche l'Ammonia Benini. L'Ammonia Benini molto probabilmente è passata a parte del Formenton. Va bene. Ma può darsi, comunque in ogni caso è un bel pezzo che non la sento, spero che stia assolutamente bene. Ma a parte queste battute, Alberto Medici parlerà di, lui è un ingegnere, quindi parlerà di salute, tecnologia, la salute come tecnologia o la salute come magia della natura, visto che parliamo e il nostro tema è magia della natura. A te la parola. Grazie mille. Dopo aver ascoltato Franco ho pensato che il mio intervento lo potevo cancellare. Propongo di registrare l'intervento di Franco e riascoltarlo più volte, perché ha detto tutto quello che secondo me è importante sapere, tutto il resto sono cose superflue. Quindi è stato bravissimo e lo sottoscriviamo tutti. Con questo non pensate di cavarvela, adesso tengo il microfono 2 ore anch'io, quindi vi sorbirete le prossime 2 ore, no, la restringo molto. Gesù ha detto: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Che cos'è la caratteristica del bambino che oggi manca di più, specialmente in certa scienza? Lo stupore, la meraviglia, il guardare la natura e dire: che bello, ma guarda che cosa. Cosa dice la nostra scienza oggi? La natura è sbagliata, dobbiamo correggerla, la natura è cattiva. Cosa dicono dei tumori? Al di là degli avvelenamenti di cui la dottoressa Gentini ci ha parlato, che esistono, ci mancherebbe altro, ma ci dicono sono cellule impazzite. E se ci sono cellule impazzite noi cosa possiamo fare? Cosa dicono? Perché si fanno gli OGM? Perché la natura ha fatto male le cose, noi sappiamo fare meglio, noi possiamo fare meglio. Allora è per questo che quando Giorgio mi ha invitato, oltre che per un debito di riconoscenza e di simpatia, io sono venuto molto volentieri perché mi piaceva il titolo del convegno, cioè Magie della natura. Ci hanno insegnato, e probabilmente è una cosa che deriva da prima che nascessimo, almeno da 130-140 anni, cioè fine del 1800, quando Pasteur ha cominciato i suoi studi, e da lì in poi la farmacologia, non la medicina, l'industria farmaceutica ha cavalcato queste scoperte, che fra l'altro erano anche fasulle, perché chi è nato poi a indagare ha scoperto che Pasteur aveva anche imbrogliato, per dire che cosa? Che la malattia dipende da esseri esterni che si chiamano germi, batteri, virus, e noi non possiamo farci niente. Solo l'intervento della tecnica può aiutarci. Se ti dicono che la tua malattia dipende da quello, non conta più lo stile di vita, non contano più i cattivi pensieri che fai, non contano più i veleni che ti mettono nell'aria e nel cibo, ma devi solo affidarti al sacro siero, o devi solo affidarti alla medicina, o devi solo affidarti alla pillola magica. In realtà è esattamente il contrario di così, è esattamente che la natura ha fatto tutto per bene. Vi faccio un piccolissimo esempio, anche perché non voglio portarvi via più di tanto tempo. Il concetto è solo questo: se uno si dà una martellata sul dito perché piantando un chiodo sul muro, non è che va dal dottore e lo dice: dottore, ho una malattia al dito. Sa benissimo che la causa di quel rigonfiamento è la martellata che si ha dato, no? Al limite dirà: mi dia una pomata, mi dica cosa posso fare per soffrire meno, ma non ho la malattia della ditite.
Se io appoggio una mano su una piastra bollente e mi scotto e mi faccio male, quel dolore che sento non è male, è un bene, perché altrimenti lascerei la mano lì fino a che si consuma bruciata. Perché siamo così intelligenti a capire queste cose quando si tratta di cose meccaniche come una martellata sul dito, una scottatura, e poi quando arriva qualcosa di un po' più complicato spegniamo il cervello, andiamo dall'uomo di medicina e gli diciamo pensaci tu, tieni il mio corpo, risolvi tu il problema, perché è troppo complicato, perché la psoriasi chissà da cosa deriva, perché la cirrosi chissà da cosa deriva, eccetera. Allora, io ho quasi finito, io non ho detto a Giorgio, lo dico qui, io sono venuto qui per fare pubblicità. ti ho fregato. Sono venuto qui per fare pubblicità a un bellissimo film documentario che ho fatto io, e quindi è fantastico, che parla proprio di come funziona la nostra salute, come funzioniamo noi e per quale motivo è bene che diventiamo un pochino più autonomi da questo sistema che ci ha tenuto ingabbiati gli ultimi 3 anni. Perché la prossima volta, come diceva Franco, che arriva, appena le acque si saranno un po' calmate, si inventeranno il virus dell'ippopotamo malato o qualcosa del genere, statene certi, ma abbiamo tutto il tempo, come ha detto Franco, ci siamo un po' svegliati per prepararci alla prossima. E io ho pensato a questo, vediamo di fare qualche cosa che possa facilmente condurre le persone a trovare una comprensione alternativa. Fine del trucco. Il film è gratuito, lo potete trovare online, potete scaricarvelo, sono 10 capitoli, si trova sul mio sito ingannati/salute. Sono 10 capitoli che vi potete scaricare, ve li potete guardare anche dove non c'è campo, ve li potete mettere sul cellulare, sul tablet, sul PC e guardarveli in montagna, eccetera, dove volete. Ci tengo tantissimo perché io sono un appassionato di nuova medicina germanica. Sulla nuova medicina germanica si trova moltissimo in rete, però uno che ha deciso che la vuole conoscere trova moltissimo. Io ho fatto qualche cosa che è un pochino preliminare, cioè avete presente quando andate magari al mare, fate una via piena di ristoranti e fuori dal ristorante c'è uno che dice oh vieni dentro che si mangia bene qui, ecco io voglio fare quel ruolo lì, io non parlo di nuova medicina, ci sono gli esperti, io voglio fare quello che prende la gente fuori che ha un minimo di idea che forse ci hanno un po' imbrogliato e condurlo per manina a rimettere in discussione le proprie convinzioni sulla medicina. Perché lo faccio? Perché più siamo a conoscere queste cose e meno potere avranno la prossima volta. Una volta parlando con, non mi ricordo chi fosse, anzi con Marcello Pagno, un amico, e gli ho detto io l'ho messo gratuito perché esistono 2 matematiche, chiudo. Esiste la matematica terrena e la matematica divina. La matematica terrena dice che quando voi dividete una cosa ce n'è un po' meno. Se io prendo una pizza e me la mangio da solo, mangio una pizza intera. Se la divido fra noi 3 ce ne mangiamo 1/3. Se la dividiamo fra tutti noi probabilmente ne mangiamo 1/100 a testa. Quindi nella matematica terrena una cosa più si divide e meno ce n'è per ognuno. Nella matematica divina più dividiamo le cose e più ce n'è. Pensate a cose come l'amicizia, l'amore, la conoscenza, più la condividiamo e più ce n'è per tutti. Quindi il mio invito è, per chi non lo sapesse già, perché di solito a questi convegni c'è sempre gente che è molto preparata, che sa magari tutto, però se avete qualche amico, qualche parente, qualche fratello, qualche sorella, qualche collega che ha cominciato a capire che un pochino l'hanno imbrogliato, cominciate a coinvolgerli, perché più siamo e meno forza avranno la prossima volta. Ingannati.it/salute è gratuito, scaricatevelo, guardatevelo, avrete, questa è la promessa che vi faccio, non a livello di comprensione intellettuale, perché una cosa si può capire con la testa e non basta, ma se la capite con la testa e un po' alla volta la interiorizzate, chi prima, chi dopo, chi ci mette un mese, chi ci mette un anno, chi ci mette 3 anni, ma vi metto nero su bianco, ve lo scrivo, ve lo firmo, perderete ogni paura di qualunque malattia, perché capirete che cos'è veramente la malattia. Quindi abbiamo davanti 10, 20, 30, 40 anni da vivere ancora, è molto meglio viverli senza paura, perché con la paura ci tengono prigionieri. Grazie e lascio la parola a Gabriele. Grazie. Allora,
faccio veloce. Allora, io voglio strappare una promessa ad Alberto Medici. Voglio vedere questo film, per me vedere, vabbè, me lo racconta, però lo volevo vedere insieme a tutti voi. Certo che in sala consiliare a Campo San Martino non ci stiamo, mi hanno detto che ci sono 250 persone, quindi in sala consiliare non ci stiamo. Però noi facciamo il venerdì, adesso dalla prossima stagione ovviamente, no? Autunno-inverno, come le sfilate di moda, faremo una serie di conferenze. Io ti inviterò, Alberto, vedremo assieme questo film, lo commentiamo e dopo andiamo a casa anche contenti. Va bene. Grazie. Ultimo, Gabriele, giornalista, scrittore, giornalista ovviamente non della stampa di regime, sia ben chiaro, del mainstream come si dice adesso, perché parliamo tutti in inglese, io parlo ancora in italiano, anzi mi piace anche parlare in veneto. È giornalista il dottor Gabriele Sannino, di libri ne ha fatti tantissimi, ne trovate lì magari in qualche parte, dovrebbe essere un po' di libri a disposizione vostra se volete acquistare qualcuno. Lui farà un intervento sui ultimi colpi di coda di questo elite globale. Ci crediamo, non ci crediamo? A me piace anche sognare qualche volta, come diceva la favola di Cenerentola, i sogni possono anche diventare realtà, l'importante è crederci, però so, e con questo andremo a casa, porterà anche una speranza per tutti noi. A te Gabriele, e grazie di essere stato paziente